A leggere quello che ha scritto il figlio di Daphne, Matthew, e anche parte della stampa internazionale, sembra quasi che il mandante sia il suo governo. Che cosa risponde? Ma io non voglio in nessun modo dire qualcosa a un figlio che ha trovato la madre a pezzi, uccisa, un delitto macabro. Penso che io avrei detto anche di peggio, nel essere addolorato, nel dire le cose che penso in quel momento. Io qua sono come rappresentante di un paese, neanche di un governo, di un partito. È il mio dovere di vedere che chiunque ha eseguito ed è il mandante o i mandanti o gli esecutori di questo orribile delitto, non soltanto contro una nostra cittadina, irrispettivamente se questa persona era simpatizzante del mio governo o no. Alla fin fine scriveva in un modo libero su tutti e tutto. Il mio dovere è di vedere che giustizia è fatta e non avrò un attimo di riposo fino a che questo si faccia. Chi poteva avere interesse a silenziare questa voce importante qui a Malta, la criminalità della droga, quella del carburante di contrabbando, oppure perfino l'opposizione, visto che abbiamo saputo che ultimamente aveva preso di mira anche il leader dell'opposizione, Adrian Delia. E poi c'è questo modus operandi che abbiamo già visto negli ultimi anni a Malta, l'esplosivo dentro le auto. Che idea si sta facendo in queste ore? Ma io qua non sono per fare le speculazioni su chi può essere il mandante. Penso che le nostre autorità sono di già al lavoro, hanno l'aiuto di servizi, sia l'FBI che altri servizi che ci stanno aiutando a venire a capo di questa situazione. Sarei irresponsabile se oggi vengo qua e punto le dita in direzione di qualcuno. La mia responsabilità è di garantire che qua, come Stato di diritto, come si è fatto per molti anni e come si continuerà a fare per tanti anni, chiunque può scrivere, può dire quello che vuole. Se una persona si sente ingiuriata, ha le vie giudiziarie dei tribunali, come in ogni Stato di diritto. Per me è inaccettabile pensare che per silenziare una persona per una cosa che ha scritto, per una cosa che doveva scrivere, non so, si possa ricorrere a un omicidio. Per me è impensabile. So che lei ha smentito tante volte su questa storia delle presunte tangenti dall'Azerbaigian. Le chiedo una volta ancora, aveva qualche fondamento quello che scriveva Daphne Caruana Galizia su questo? Ma oggi sembra un po' insensitivo dirlo, ma lo devo dire, che quando la signora Caruana Galizia scriveva di continuo tante cose, tutti i giorni, a tutte le ore quasi. Io non uso le vie giudiziarie come un modo preferito, anche perché sono un ex giornalista, c'è molta sintonia, avere tolleranza per quello che si dice o si scrive. Ma quando lei ha scritto, ha detto che io, mia moglie o la mia famiglia avevamo dei conti all'estero, in qualsiasi giurisdizione, io sono andato dai giudici e ho chiesto al nostro sistema giudiziario di appuntare in modo indipendente un giudice per investigare, non me, per investigare tutti quei rapporti che si erano fatti. So che la signora Caruana Galizia ha fatto la sua deposizione dal giudice, ha raccolto tutte le sue deposizioni mesi fa. Stiamo aspettando la conclusione di questa investigazione per raccogliere le prove. Io
sono tanto convinto, ero e rimango tanto convinto di quello che dico, perché so di dire la verità definitivamente su questa questione, che non c'era fondamento su quello che scriveva, che ho detto: se c'è alcuna prova o anche se c'è un'indicazione che quello scritto è vero, io assegno le dimissioni immediatamente, perché non sarebbe accettabile. Garona Galizia aveva denunciato sul suo blog delle minacce, perché non aveva la scorta? Ma la signora Garona Galizia aveva la guardia a casa come polizia fino al 2010 ed non ho il modo in cui è stata presa la decisione in un'amministrazione precedente, un altro governo, non del mio partito, non un mio governo, di rimuovere quella guardia fissa. Lei scriveva anche che non aveva fiducia e non voleva una scorta o protezione della polizia, forse perché pensava che se c'era la polizia che le faceva da scorta era una situazione dove la polizia voleva vedere chi incontrava, con chi si vedeva, tutte queste cose. Sono anche a corrente a quello che mi hanno dato dalla polizia, che non c'era un rapporto, un esposto formale dalla polizia sulle minacce, ma le minacce lei aveva un modo di metterle online. Allora tutti sanno che negli scorsi giorni, fino all'inizio di settembre, aveva detto che aveva ricevuto delle minacce da persone del campo politico opposto, nell'opposizione, perché faceva un'indagine sull'opposizione. Io non sto dicendo che c'è una connessione, sto dicendo che questo è uno stato di fatto. Infine, noi italiani consideriamo Malta un paradiso per le vacanze e anche un po' per il business in questi ultimi anni. Questo cambia un po' l'immagine di Malta. Che cosa si sente di dire agli italiani? No, non cambia, perché questa è un'isola felice alla fin fine. È un posto dove la gente lavora sodo, è gente che lavora in un modo onesto, e il fatto che ci turbiamo tanto per un evento simile e non lo mettiamo sotto il tappeto o lo proviamo a nascondere, ma diciamo che questo è un avvenimento non soltanto di tristezza, ma che non ci appartiene a noi, alla nostra cultura, a chi vogliamo essere come Stato europeo, vuol dire che Malta, molto meglio di questo, Malta rimane un posto dove tanti italiani hanno trovato lavoro, tanti giovani italiani, vogliamo che rimanga così e rimarrà così.